io non so più cancellarti nemmeno. Ci sei tu e ne vedo male, ancora sempre più. Na 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 na, chi stanotte non metto paura, giuro l'ultima mi metto a ascoltare e mi addormo sul nonno da stai ragione che non conoscevo, ma guardate non tengo a vedere, così sempre tu e nessuno è meglio di te. Mario Forte! Più forte, voglio l'applauso, sono dei ragazzi che ormai cantano, no scherzando, Hai ragione che sono scemo, ma quello del tempo per me, così sempre tu, e nessuno è meglio. Viva l'amore, viva l'amore. Voglio dire una cosa. Ieri siamo stati ad una festa, no? Siamo stati ai 40 anni di Vincenzo D'Agostino, abbiamo cantato insieme a Ricciardi, insieme a dei grandi. Io dico che la musica non deve avere mai barriere, non deve avere mai discordie, perché la musica è terapia. Io quando sono stato malato ho avuto come terapia la musica, a me Nino D'Angelo mi ha fatto da terapia, perché diciamo ad esternare i sentimenti, ad esternare le paure, io così l'ho sfogato. Quindi diciamo farsi la guerra tra artisti è una cosa proprio da miseri. E vedere dei ragazzi giovani così come me che portano la musica una volta in avanti, è solo un motivo di vanto per noi propri artisti, perché la musica è buona, però giustamente mai la musica come la mia. Questi due ragazzi sono due ragazzi fortissimi, fate un grosso applauso forte. E in futuro se vedono quello che stanno pigliando, che stanno facendo i sacrifici come l'ho fatto io, perché pure io, fino all'anno scorso mi sapeva solo mamma mia, neanche mamma mi sapeva, cioè penso un polese di mamma ci fa di sta canzone, mamma. Vabbè, poi non diciamo tutto il contenuto della telefonata. Che stiamo facendo?